Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Una riunione interlocutoria ma molto importante. Il governo ha garantito con grande senso di responsabilità che la vicenda non potrà che trovare una soluzione. Questo rasserena il governo regionale sul mantenimento dei posti dell'indotto. Lo ha detto il presidente della regione siciliana Renato Schifani al termine del tavolo ISAB-Lukoil che si è svolto a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Al tavolo ISAB-Lukoil ha partecipato anche l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio, che ha sottolineato la sinergia tra il governo siciliano e quello nazionale. Diventa un giallo la morte di Francesco Donzelli, 23 anni, trovato senza vita in un terreno scosceso a Comiso nel Ragusano. Il giovane era uscito di casa martedì intorno alle 10:30 in tuta da ginnastica per fare jogging in una zona boschiva. Dopo l'assenza prolungata, i genitori avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri che dopo ore di ricerche avevano trovato il corpo senza vita del giovane, che potrebbe aver avuto un malore o essere morto per altra causa. Il magistrato ha disposto l'autopsia, ma secondo indiscrezioni potrebbe esserci l'assunzione di veleno dietro la morte del 23enne. Prende dunque corpo l'ipotesi del suicidio. Tra pochi giorni ci sarà la prima laurea nel metaverso per l'Università di Catania. Si tratta della terza in tutta Italia, come ha spiegato l'Ateneo catanese in una nota. È una modalità assolutamente innovativa. In Italia solamente altri 2 studenti, in Piemonte lo scorso luglio e in Toscana ad agosto, hanno conseguito il titolo tramite questa rappresentazione virtuale, si legge. La seduta di laurea si terrà quindi sia fisicamente nell'aula del Dipartimento che virtualmente. L'esame avrà luogo lunedì 21 novembre nell'aula 21 marzo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Catania. Protagonista di questa modalità di laurea incredibilmente avanzata sarà lo studente Matteo Catania. E chiudiamo con il meteo. Previsioni avverse per domani in Sicilia, dove si alterneranno nuvole e precipitazioni. Nella mattinata il cielo sarà parzialmente nuvoloso su gran parte dell'isola, con possibili piogge nella zona centro-settentrionale della regione. Nelle ore pomeridiane i rovesci si espanderanno in diverse parti della Sicilia, soprattutto sul versante occidentale. Si segnalano venti forti meridionali con ulteriori rinforzi e raffiche sui settori occidentali. Le temperature rimarranno molto alte rispetto alle medie stagionali, con le massime che toccheranno addirittura i 26 gradi a Catania e Siracusa. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.